man's world. Bella raga, ciao a tutti, il commendone veneziano. Allora Fio, mi avete chiesto in tanti della patch di PES 2013 con la praticamente con trasformato nella stagione 2014. Allora spiego tutto. Allora, sotto il video c'è il link con questo forum, PES Edit Forum. Ok, allora dobbiamo andare in questa sezione qua, PES 2013, e poi andare qua sulla sottosezione direttamente dalla home page pesedit.com patch. Ok, qua ragazzi, pesedit.com 2013 patch 6.0 rilasciatus. Ok, questa è la patch finale con tutti i link. Sono 8 sono 8 file rare ragazzi, li dovete scaricare tutti e 8, e dopo vi arriva un eseguibile. Cliccate sull'eseguibile, siete a posto ragazzi, siete a posto senza fare altro, è tutto auto installante. Come sapete questa patch comprende la Bundesliga, la Premier Division argentina, la Lega russa, la Liga greca, poi la Serie B tedesca, la Serie B spagnola, la Serie B inglese, la Serie B francese, la Serie B italiana, Serie B brasiliana. Hanno aggiunto nuove squadre: Arminia Bielefeld, Bate Borisov, Young Boys, Dnipro, Basilea, Genk, Metalist, Steaua, Videoton, Victoria Pilsen, e come nazionale Indonesia e Malaysia. Tutti i kit nuovi della stagione 2013-2014, i nomi corretti di tutti i giocatori, 800 nuove facce, quindi non poche, lo scoreboard di tutte le nazioni, Italia, Francia, Inghilterra, Germania e così via. Hanno rimosso la sfocatura, nuovi stivali, nuove scarpe per i giocatori, e chiaramente tatuaggi, tipo Ansik tatuaggi, nuove capigliature, per esempio, non so, per dire, Royce al suo capello, che altri giocatori mi viene in mente? Vabbè, insomma, tutti i giocatori come Osvaldo, tutti i giocatori hanno le conciature reali di adesso. Hanno sistemato 3000 trasferimenti, e che ha giocato però l'estate, quindi tipo Osvaldo è ancora fuori, e Rami ancora al Valencia, però vabbè, chiaramente basta sistemare gli acquisti più importanti di gennaio, che non sono tantissimi, e sei a posto. Buon raga, quindi questo è quanto. Sotto il video ci sarà il link dove installare il tutto. Ricapitoliamo: PES Edit, sezione 2013 di Pro Evolution Soccer, PES Edit 2013 patch 6.0, clicchi, vai sugli 8 link RAR, che sono 6-8 file RAR, estrai il tutto, clicchi sull'eseguibile e vai, è tutto autoinstallante, e godi. Raga, un saluto da Ucumendon Veneziano, e se è praticamente mi pare adesso con 7 euro, se non ricordo, puoi fare l'account di un mese e scaricare tutto straveloce consecutivamente, perché sennò devi scaricarne uno alla volta e in 30 secondi hai tutto. Va buon raga, un saluto da Ucumendon Veneziano, ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.